Jesus, Sarabashokota. Come on, everybody, just lift up your voices and your hands. Holiday, come le mole, alzate le vostre mani. Hallelujah. Come on, just praise Him, brothers and sisters. Lift up your voices, alzate le vostre voci. Voglio sentire le vostre voci. Come on, I want to hear your voices. Atini that shake that sharpness at the back, please. We are singing, I love you, Lord. At incantau in Hobok, mole in Hobok. Stiamo cantando, ti amo Signore, ti amo. Jesus, you know that love has a price, brothers and sisters. Mħabba da prezzo. L'amore ha un prezzo. L'amore verso di noi è stato tutto già pagato. The love towards us has already been paid. Mħabba lejna tal-Missier diġà ġiet imħallsa. But when you love in return, you will have to pay a price. Quando tu ritorni l'amore, o è chiesto da te di amare, anche tu devi pagare un prezzo. Anche enti kolok khalas prezz al-Mħabba. Perché senza prezzo non c'è nessun amore. È facile dire ti amo Signore, ti amo sorella, ti amo fratello. It's very easy to say I love you brother, I love you sister, I love you Jesus. You know how much you love Him and how much your love really means something when it will cost you something. Love has a price. Say that. Love has a price. The greatest price was what Jesus paid for you and me. Il più grande prezzo è quello che il Signore ha pagato per me e per te. L'ekbar prezzo huwa dak li Ġesu kellu jħallas għalik u għalija. Hallelujah. Do you know what? One day the Lord said to me, I was still living in America. Un giorno mentre ancora vivevo in America, darba meta kont qed ngħix l-Amerika, I heard in my spirit these words, Son, you haven't loved until you've hurt. Figlio mio, non hai ancora amato se non hai sentito dolore. Ma ħabbejġ vera jekk ma weġġajġ. Think about true love. You know, we love to see movies, you know, when somebody suffers for somebody and when they die for somebody. You know, that's the price of love. Aħna għandu pjaċir naraw xi film hekk tal-Mħabba, sew jekk xi mħabba fi gwerra jew mħabba għax xi ħadd qabeż għal xi ħadd ieħor jew xi ħadd miet għal xi ħadd ieħor. Quando guardiamo qualche film, vediamo storie di amore. Quando ci piace, quando vediamo una storia d'amore, vediamo che qualcuno ha sofferto per qualcun altro, per difendere qualcun altro, qualcuno che amava o amavi. Perché l'amore ha un prezzo. Love has a price. And you don't know if you truly have loved until it has costed you something. Għadek ma tafx jekk ħabbejġ vera jekk ma switlek xi ħaġa. This should not be difficult to understand. Because Jesus Christ pays the highest price. Di mhix diffiċli biex nifhmuha. Ġesu ħallas l-akbar prezz. Questo non è difficile per capirlo, perché la più grande storia nel mondo è quella dell'amore del Padre verso di noi. Guarda che gli ha costato tutto. Look what it costed him. Everything. So me and you can be loved. Ara xi switlu lil-Alla, il-Missier, biex jiena u inti nkunu nistgħu niġu maħbuba. Think about what it costed the Father. Brothers and sisters, let me prophesy something over you. It's going to come to pass sooner or later. Sooner before later.
When you're gonna be loving is gonna cost you. But that's how your love will be truly tested if you truly love. And that's how your love will truly mature to look more like the love of God. Meta inti tgħid jiena nħobb, l-imħabba tiegħek ħad tiġi ttestjata. U ħad tkun taf vera jekk tħobbx. U meta tiġi ttestjata ħad tkun taf jekk intix tħobb. And it's only when you are tested in your love you will truly know if you're truly loved. Meta jiena u inti, quando noi stiamo passando nel test, nella prova, scopriamo veramente se abbiamo veramente un amore puro. Amen? Siedetevi. Rimanete nella presenza di Dio. You may sit down, just remain in the presence of God. E poi in presenza del pastore Nicola qui. Dov'è? Hello, Pastor Andy. Good to see you, my dear brother. I love your smile, brother. You have a beautiful smile. Hallelujah. Praise God. Praise God. Just for a few seconds, just close your eyes. Just, right now, just sense the love of God. Enjoy the love of the Father over you. There is not one heart in the world that will not melt under the love of the Father, under the love of our Savior. Non c'è nessun cuore nel mondo che non scioglie sotto l'amore del nostro Padre. M'hemm l-ebda qalb fid-dinja li ma tinħallx taħt l-imħabba tal-Missier. E sento che il Signore vuole dire a alcuni di voi che avete bisogno forse molto di più di altri giorni, altre stagioni nella tua vita, che in questo momento avete bisogno proprio di sentire dire dal Padre: ti amo figlia, ti amo figlio. Some of you may be going through the time in your life and a season in your life that right now more than any other time you need to hear that. Son, I love you. Daughter, I love you. Forsi xut minna bħalissa għanna bżon nisimaw ħafna iktar minn qatt qabel. Tisma' l-mulej jgħidlek: binti nħobbok, ibni nħobbok. Our faith works with the love of God. La nostra fede opera con l'amore del Signore. Ogni cosa che Dio fa verso di noi lo fa per amore. Quando ci guarisce è per amore. Quando ci salva è per amore. Quando ci libera è per amore. Quando ci benedica è per amore. Everything that the Father does toward me and you is always with love. Always. Nothing is out of love. Our faith works out of love. When we are healed, He heals us because He loves you. When we are saved, He saved you because He loved you. When He delivers you because He loves you. When He blesses you because He loves you. Kollox isir bil-mħabba tal-Missier. Kollox. Meta jsalvak, għax iħobbok. Meta jfejqek, għax iħobbok. Meta jaħfirlek nobietek, għax iħobbok. Meta jeħilsek, għax iħobbok. Meta jbirkek, għax iħobbok. Il-fidi tiegħek taħdem permezz tal-mħabba tiegħu. I'll tell you one equation. Walk out of love and you will walk right into sin. Ti do una frase, una chiave. Cammina fuori dall'amore di Dio e cammina e entri nel peccato immediatamente. Perché ogni cosa che è fuori dall'amore del Padre è sempre peccato. Everything that is outside the love of God is always sin. Quel ħaġa li ssir barra mill-mħabba tal-Missier dejjem issir
issija noob. Kollox. I was talking to somebody today in the cafeteria. Even when Jesus rebukes us, He does it out of love, to build you, not destroy you. Anche quando il Signore ci corregge, ci disciplina, lo fa per amore, per guarirci, per costruirci, non per distruggerci. Anche meta tal-Missier, meta l-Bulej jiddisciplinak, jagħmilha bil-Mħabba, mhux biex ikisserek imma biex jibni. When I discipline my two sons, I thank God for my two sons. We have a great relationship. As a father, I'm going to say. I know my wife the same thing as a mother, but let me speak as a father. When I discipline my sons, never once it crosses my mind to destroy them. Not once. You know what is the problem with many Christians? They know the theology, but they don't know the heart of the Father. I've often said, Christians fight and argue, not because they have different doctrines, but it's because they have different fathers. ħafna drabi jetta, il-Kristjani kollhom jargumentaw jiġġieldu li m'għandix ikun imma hija r-realtà fil-ħajja sfortunatament. Kollhom disgwid, mhux għax għandhom dottrina differenti, imma għax m'għandhomx l-istess missier. You could be coming to church, know theology, and never understood the heart of God. Tista' tkun qed tiġi l-Knisja taf it-teoloġija, għamilt il-courses, imma qatt ma kellek esperjenza tal-qalb tal-Missier. Puoi avere tutti i corsi, tutta la teologia a posto, però ancora puoi anche essere uno di quelli che non hanno mai sperimentato il cuore del Padre. E il problema tra molti cristiani non è che hanno teologia diversa, però molti ancora non hanno mai incontrato il Padre, il cuore del Padre. Hanno diversi padri. Let me ask you a question. Everybody close your eyes. I'm speaking to every one of you here. I'm speaking to me. I'm speaking to those who are following on Facebook. Those who are following on YouTube. Let me ask you a question. Come on. I want to ask you a question. And I'm going to ask me this question. Chiudete gli occhi e pensate su questo pensiero. I know we all make mistakes. There's no doubt about it. I'm not going to ask you to lift up your hands because I know you'll all lift it up. Imma ħanitlob il-ħadd minnkom tallu jdejkom għax naf ikollok il-ħadd nodduha. Kollha kemm aħna nisbaljaw għamilna żbalji. U probabbli ħankomplu nagħmluhom sfortunatament. But ask yourself, chiedi a te stesso. Ogni volta che io parlo o ho parlato nel passato, ho sempre dimostrato il cuore del Padre. Every time I spoke to my brother and my sister, or even to my pastor, because your pastor is your brother too, or my leader, have I always demonstrated the love and the heart of the Father. Quando io ho parlato con il mio fratello, sorella, il mio leader, il mio pastore, o anche il pastore con le gregge, ho sempre io dimostrato il cuore del Padre in ciò che ho detto e che ho fatto. Have I always demonstrated the heart of the Father? Brothers and sisters, the Holy Spirit was sent so that we will know the Father's heart through Christ Jesus. Lo Spirito Santo è stato mandato così con noi che possiamo conoscere the heart of the Father, revealed by the Holy Spirit.
through the wonderful Son Jesus. Hallelujah. L-Ispiritu Santu ġie mibgħut biex jirrevelalna, jgħallimna l-imħabba tal-Missier permezz ta' Ġesu Kristu. When we see Jesus, we see the heart of the Father in operation. Now the Holy Spirit reveals that to us. Meta naraw il-Ġesu, naraw il-mħabba tal-Missier fl-operazzjoni, kif jopera. U l-lum l-Ispiritu Santu jiġi jirrevelalna dik il-verità. I pray that this conference, I know the Lord is already speaking, and He's going to continue to speak. Naf li l-Ispiritu Santu diġà titkellem, il-Mulej diġà titkellem. Già il Signore già ha parlato, continuerà a parlarci. I pray, my honest prayer, sincere prayer, that the people of River of Love, those who are genuinely people of God, because obviously just because you come to a building it doesn't mean you are a Christian. But those who truly claim to be a Christian, that you'll keep this at the forefront of your thoughts. Ognuno di voi che siete qua, che siete parte di questo ministero, che mantenete questo di fronte ai vostri occhi. Che noi siamo il popolo che dimostriamo il cuore del Padre. That we are the people who demonstrate the heart of the Father. Always, always, damn. Thank you, Holy Spirit. Just lift up your hands. Alzate le mani. Holiday. Say, Holy Spirit, transform my heart. Spirito Santo, trasforma il mio cuore. Spirito Santo, trasforma gli albi. I've said it quite a few times lately. L'ho detto questo poche volte ultimamente. E tilkom dal-klim dal-aħħar. That God is doing a heart transplant in the River of Love. And we all need it. Every one of us. Il Signore, io ho detto molte volte ultimamente che il Signore sta facendo un trapianto di cuore nuovo in ognuno in questa famiglia River of Love. In ognuno di noi. Etta kemm il-darba dan l-aħħar li l-mulej qed jagħmel trappjant ta' qalb ġdida f'River of Love. And it's a real pity if we're River of Love and don't demonstrate love. Sarà veramente un peccato che noi che ci chiamiamo River of Love, fiume d'amore, però non dimostriamo l'amore. Tkun verament ħasra aħna li sejħu River of Love ximara ta' mħabba u ma nurux mħabba. And I will tell you once again, with what I began, I finish this thing. Love will cost you. L-imħabba ħatiswik. Ħatiswik xi ħaġa. L-amore ti costerà qualcosa. Amen? Amen? Well, give a shout of praise to Jesus. Hallelujah! Praise God. I want to encourage every one of you. Scusatemi. Allora, voi italiani non lo so se capite l'inglese, no? O potete leggerlo anche se non lo capite. You can read it even if you don't understand it. I want to encourage you to get this book by our dear precious guest speaker, Pastor Andy Elms. It's a book that's been translated in many languages. Actually, it's also in Italian, right? Ok, la prossima settimana sarà pubblicato in italiano. Ok, Soul Winner. Come si dice Soul Winner in italiano?
vincitore di anime, ok? Questo è un libro molto famoso del pastore Andy. Per voi italiani abbiamo questi libri in italiano, Nato dall'alto, scritto da me, con tanto aiuto dello Spirito Santo, e su questa roccia, su questa roccia fondamento sicuro. E questo Nato dall'alto, invaso dal cielo. In italiano, we have these books in English as well. These are written by myself, and we have the 2 other books that we've published. And take advantage of them. Take advantage of the table, of the books that we have outside, out there, guys. Per favore, prendete, come dire, opportunità di tutti i libri che abbiamo. Abbiamo libri anche in italiano. Hallelujah, così potete studiare, so that you can study and continue to grow in the Word of God. Hada studiato il-kalma. Infatti anche c'è il libro La testimonianza della mia moglie, si chiama La mia testimonianza, la sua testimonianza, però si chiama La mia testimonianza. In italiano anche. There is my wife's booklet, it's called My Testimony, although it's her testimony, but it's called My Testimony. All right, Amen. So it's also in italiano, c'è in italiano anche quel libro, potete prenderlo dalla libreria. Okay, go to the book of Galatians chapter 6. Galati capitolo 6. I am grateful, I'm truly thankful of what God is doing in River of Love. Alleluia, ringrazio il-Mulejda, dak il-Mulejda jagħmel River of Love. Et jirbombi ya brother wara hitat. Għaj nexxek tistar, ux qed iħossu jirbombja daqsxejn? Daqsxejn żgħar qed jirbombja. Galatians chapter 6. By the grace of God also, issa jinstama' barra u barra ma jinstama' xejn. Also, the group that went to Greece last week, 26 or 27 of them, they have some incredible, wonderful testimonies. When they went and they were blessed, delivered. Hallelujah. So those of you who are delivered, now you are less problems and less difficult. You are more easy to deal with at the river of love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Those of you who create problems will send you to Greece. Get delivered. No, I'm just kidding. Tell them that next week we'll give them the testimonies and also show them some videos. Amen. Next week we'll give you some testimonies by the grace of God. Okay. Hallelujah. So, Galatians, daw kolla li marru l-Greċja u li nħelsu. Praise God. Gloria al Mulej. Ma da suppost issa intom iktar faċli biex niddiljaw ma'kom. Okay? U l-Greċja ħallejni l-om xifti ċijat Maltin. Issa xira jkun għat keċċu xiju għat jitkellem bil-Malti, jgħidu xini għajda? Għeddew saqsuni l-Greki, xat jgħajdan? Because I guess we've left our Greece church, we've left them some demons that speak Maltese. They will have them some Maltese demons in Greece. Hallelujah, thank God. So I assume that if now, translations I could not if they enter some other Greek people there and they start casting them out and they speak Maltese, they will wonder, like, what are they saying? So, perché abbiamo avuto un gruppo che sono andati in Grecia, sono andati anche a visitare un bel ministero e alcuni hanno sperimentato la potenza di Dio, sono stati liberati e li hanno lasciati i demoni maltesi in Grecia. Alleluia. Gloria a Dio. Ok. Verso 6, Galati 6, verso 6. Galatians 6, verse 6. Galati 6, verso 6. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni e chi lo istruisce. Non vi ingannate, non si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Verse 6. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Everybody say good things. All good things. Everybody say
Mucho dinero. Much. Money. Obviously, today we pay bills with euros. So what is it saying here? Che sta dicendo qua? Che quando uno si riceve la parola di Dio, noi siamo in debito a non pagare, perché noi non possiamo mai pagare per la parola, però per dare, per apprezzamento, per ritornare con apprezzamento ciò che noi riceviamo. What it's saying is not saying, it doesn't say that you pay for the word, but you, out of gratitude, you share from your goods, and normally he's talking, obviously, his finances, you share with the one who teaches you. Not to pay him, because you can never pay. Number one, nobody can afford the man of God. Nobody can afford the word of God. You can never pay enough for how much are you going to pay for the word of God? But you can show appreciation. Però puoi dimostrare apprezzamento, testatura, apprezzamento. Okay? And then he says there is a promise as well with it. There is a principle. C'è un principio accanto, attaccato. È un principio attaccato. Do not be deceived. Non vi ingannate. God is not mocked. Why is he saying God is not mocked? Perché sta dicendo non ci si può beffare di Dio? È una parola un po' dura, no? Perché quando noi riceviamo, when we receive, meta aħna nirċievu l-kelma tal-mulej, Alla minni jistenna li jiena nbirek il-bniedem tal-lura fil-ministeru. Mhux tħallsu, dbirku. Ħafna drabi ma nisma' ma dinja Bibbja, this is Bible, questa è la Bibbia, di fronte a noi nostri, it's in front of our eyes. Now, don't worry about it. No man of God, no woman of God, non c'è nessun vero uomo di Dio, donna di Dio, che fa queste cose per soldi, ok? ħadd ma jafra daw l-affarijiet, l-ebda bniedem dalla ma jagħmel dawn l-affarijiet għal flus, imma l-ebda bniedem dalla ma jista' jagħmilhom mingħajr flus. Non c'è nessun uomo di Dio che fa queste cose per denaro. Però la verità è anche che nessun uomo di Dio può fare questa cosa senza denaro. Perché per viaggiare c'è bisogno di denaro. Per l'hotel c'è bisogno di denaro, per mangiare c'è bisogno di denaro. Chi paga questo? Voi e io. Who pays these things? You and I. Simple as that. Now, you're not forced to do anything, but a heart of gratitude is a heart with great attitude. Amen? Heart, qalb bi gratitudni hija qalb bl-aħjar attitudni. Un cuore grato è il miglior cuore con il miglior attitudine. Amen? Però poi c'è una promessa che tu semi, tu raccogli. Ognuno vogliamo raccogliere, però prima di raccogliere ci deve essere il seme. Amen? Before we reap, we all have to reap blessings. But before there is a reaping, there is a harvesting, there is a sowing of the seed. Qabel ma naħżu aħna dejjem tkun hemm miżerija. And we do it out of love and out of gratitude. Aħna nagħmluha b'qalbna u b'gratitudni. La facciamo dal cuore con gratitudine. Are you ready to reap a harvest? Amen. So let's all stand. Andiamo, alziamoci. Seminiamo, questo è un seme. We sow, not throw, we sow. Noi semiamo. Noi non buttiamo, seminiamo. Amen? Quando noi seminiamo c'è sempre una raccolta. Oggi semini, domani raccogli. Forse non domani per il seme di oggi, però seminerai forse per il seme che hai seminato un anno fa. Ok? Maybe you will reap for sure, but you don't reap from the seed that you've sowed today because it takes time. But you actually reap from the seed, for example, you've sown a week ago or a year ago. Okay? Hallelujah. Aħna naħsdu mhux bil-fors għaż-żerja tal-lum. Illum biss, ma biżżerja forsi ta' senilu, ta' ġemilu, ta' ġarilu. Amen? That's why the best life is sow, reap, sow, reap, sow, reap. Amen?
dik l-aħjar ħajja. Dejjem għejx ħajja tiżra u ħajja taħsad. And the good news is that the harvest is always bigger than the seed. Il-bxara tajba hija il-ħsad huwa dejjem ikbar miżerrija. Amen. Halleluja. So ricordate che la raccolta è sempre molto più grande del seme. Amen. So you can send your seed, a financial seed, to Revolut, okay, or BOV. The number of the church is 992393132. And if you send it as an offering, because this offering is going to go for the ministers and the pastors whom we have in the house that are ministering to us, questo seme andrà ai ministri che abbiamo nella casa, che sono venuti dall'estero per benedirci. Din iż-żerrija li qed niżrew illejla ħajmur għal pastors u għall-kelliema li ġew minn barra Malta biex iberkuna. So please say it's a whole conference offering, okay? Whatever is conference offering is going to go for this, all right? All right? Hallelujah. So quando semini, se vuoi mandare per Revolut o BOV, per favore scrivete conference offering, ok? Or speaker offering, ok? Offerta per il predicatore o per la conferenza, ok? So, ftemna? Pray over your seed right now. Heavenly Father, we thank you for the seed. We bless it. We speak to it and we command it to be multiplied in the mighty name of Jesus. Noi dichiariamo, Signore, su questo seme, che questo seme è benedetto e moltiplica nel nome di Gesù Cristo. Grazie per la tua benedizione sulla nostra vita. Thank you, Lord, for your blessing over our lives. And thank you, Lord God, that harvest is coming back to me in the mighty name of Jesus. La raccolta verrà nella mia vita nel nome di Gesù. Per questo seme, Signore. Così sarà fatto nel nome di Gesù Cristo. Amen. So it shall be in Jesus' mighty name. Amen. Go ahead. Take up the offering, please. Those of you on Facebook, you may still send an offering, especially if you are receiving, you're being blessed. Hallelujah. And send it to BOV or Revolut. The number of the church is 99239. And please write Holy Spirit Conference or speaker offering, something like that. Don't write tithe under it, because tithe will go straight to the church. Okay, tiktbux deċ ma fuqa, xinkella tmur diretta għal-knisja. Deċ ma dejjem għal-knisja. Tithe always goes to the church. Okay, so, adesso siamo pronti per andare. We're not on YouTube, right? Yet, All right, mela. Siamo pronti per andare in onda su YouTube.